è il paradosso di questa nostra società, dove da un lato ci sono i disoccupati, dall'altro ci sono le imprese che non trovano lavoro. Ieri ai nostri microfoni la testimonianza di un imprenditore del settore metalmeccanico, Flavio Bortolomiol, che facendosi portavoce di altri colleghi aveva denunciato la difficoltà di trovare non solo operai specializzati ma anche giovani da formare. Gli fa eco ora il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Vendemiano Sartore, che spiega come il problema sia esteso non al solo settore metalmeccanico. Non è solo purtroppo la metalmeccanica che in questo periodo soffre di occupati, ma c'è anche qualche altra categoria, soprattutto anche nel settore delle costruzioni. Ci vogliono persone qualificate, persone che sappiano usare le nuove tecnologie su tutti i settori. È chiaro che paghiamo qualche elemento culturale del passato, dove magari le professioni tecniche erano meno considerate rispetto alle professioni amministrative. Serve dunque un cambiamento dal punto di vista culturale per tornare ad apprezzare il valore del lavoro manuale, sia nei ragazzi che nelle famiglie. Culturalmente nei genitori che capiscano che se i figli vogliono avere un futuro è evidente che quelli sono i percorsi oggi apprezzati. Ma secondo il presidente Sartor, quello su cui bisogna lavorare è una maggiore collaborazione tra scuola e imprese. Rivalorizzare le scuole professionali e gli istituti tecnici, far sì che anche i ragazzi capiscano che quei percorsi sono sicuramente percorsi che daranno loro soddisfazione nel lavoro e anche economica.